È peggio rubare o distruggere. L'appropriazione indebita per di più di un bene non necessario è grave, ma lo sfregio vandalico di quel bene forse è ancora peggio. E Agrigento è ben famosa per questi episodi che a dire il vero sono frequenti e periodici. Ad ogni novità si associa il non rispetto di quel bene. L'ultimo fatto riguarda i vasi di via Atenea acquistati dai commercianti e adornati con delle piante natalizie trafugate, distrutte e vandalizzate tra sabato notte e domenica mattina. Ma come detto non è il primo caso. Erano spariti nell'arco di 24 ore i pacchi regalo finti posizionati sotto l'albero di Natale di Piazza Marconi, periodicamente distrutti i vasi in ceramica di Caltagironi comprati da 3 bar del Viale della Vittoria ed installati lungo il marciapiede con vista Valle dei Templi.